queste 150 associazioni divise in 140 banchetti ci faranno vedere questa grande vetrina della Conegliano che pulsa, come ho detto, una Conegliano che veramente è la parte migliore della nostra città e che riesce anche a prendere tutta quella parte di emarginazione sociale che magari non riusciamo come comune ad intercettare e alla quale non riusciamo a dare risposta. Ecco, le associazioni riescono a darlo nella maniera migliore possibile. Quella rete sociale, ripeto, che magari in altri modi non riusciamo a costruire, le associazioni la riescono a costruire, ripeto, qua sono 150 ma sono più di 200 sul territorio e tutte loro hanno delle specificità differenti l'una dall'altra e riescono a intercettare i gusti e anche quelle che sono le prospettive delle persone a livello di tutte le età e anche a 360 gradi, cioè andiamo dalle associazioni di volontariato, alle associazioni sportive, alle associazioni combattentistiche d'arma, alle associazioni culturali, veramente un mondo intero che oggi è a Conegliano. Sono contenta perché vedo che c'è in città un fermento, le associazioni sono entusiaste anche di questa nuova veste perché si sentono partecipi in prima persona e per noi questo è fondamentale perché, come dice il sindaco, sono il cuore della città e quindi è giusto che siano loro ad essere i protagonisti di questa festa. C'è un tanto lavoro dietro, soprattutto per cercare di dare una nuova veste perché noi come amministrazione crediamo che le attività debbano rinnovarsi e le manifestazioni debbano nei tempi e nelle possibilità avere una veste nuova. C'è l'entusiasmo, diciamo che noi siamo entusiasti di poter contribuire perché la città riviva i suoi momenti migliori. Tra pochi giorni festeggeremo i 111 anni, essendo stata fondata l'associazione il 25 settembre 1907 e per questo motivo siamo l'associazione sportiva calcistica più antica della provincia e tra le prime anche in Italia. È importantissimo per un'associazione avere le radici nel territorio perché tante volte si possono avere dei momenti di fama e di prestigio ma se non c'è una base sociale importante l'associazione non ha futuro. Noi abbiamo appunto un settore giovanile in cui crediamo molto per i motivi di qui sopra e quest'anno possiamo anche festeggiare l'affiliazione con l'Udinese che ci dà un importante prestigio e un profilo professionale per il futuro giovanile. La nostra associazione vanta più di 30 anni di attività nella quale abbiamo brevettato più di 2000 subacquei che si immergono tuttora nelle acque di tutto il mondo. Per un'associazione come la vostra, che cosa significa essere parte della festa delle associazioni? È una cosa molto importante perché è sempre una vetrina in cui possiamo esporre tutte le nostre attività, l'attività che facciamo, attività che non solo formativa, quindi nel formare i subacquei, ma anche ricreativa perché assieme alle famiglie dei subacquei andiamo a creare delle feste, andiamo a creare dei momenti di aggregazione che sono molto importanti. Le associazioni sono tutto per noi, per cui sono anche, c'è uno spirito collaborativo oltretutto tra associazioni, ma la cosa più importante è che aiutano anche tutta quella parte dei giovani
che ce ne sono tantissimi, nello sport, nella cultura, nel tempo libero, per cui secondo me guai se non ci fossero le associazioni, cioè per noi sono veramente una colonna importantissima del nostro comune, questo da sempre, non per carità da quest'anno, ma da sempre, per cui guai se mancassero. L'augurio è quello che i giovani, se ci sono e ci saranno in questa giornata, si avvicinano alle associazioni, che queste siano culturali, sportive, di volontariato. Io ho fatto volontariato per tanti anni, per cui mi è servito moltissimo.